Lunedì scorso è ritornata in città dopo un periodo di ferie la presidente dell'Acregas Sonia Giordano, la quale si è subito messa al lavoro per chiudere entro luglio alcune trattative in corso portate avanti con alcuni calciatori dal DS Ernesto Russello. Si tratta di tre pesanti riconferme che riguardano l'attaccante Peppe Gambino, il centrocampista Rosario Licata e l'esterno d'attacco Giovanni Biondo e di altri quattro elementi di esperienza che andrebbero ad arricchire la rosa messa a disposizione del tecnico Francesco Di Gaetano. L'esperto difensore agrigentino Alfonso Cipolla invece figura tra le riconferme, mentre per quanto riguarda i nuovi arrivi, ecco, ci sono Giuseppe Ferrante, il centrocampista Samuele La Rocca, il portiere Fabio Marzino, il difensore Giorgio Sodano, il centrocampista Pietro Ingardone, ai quali si sono aggiunti appunto i nuovi Giuseppe Cavaleri e Assante e Vladut Ionut, entrambi classe 2003. Il portiere agrigentino Vincenzo Castiglione e l'altro portiere del 99 Giovanni Compagno. Per regolamento nella prossima stagione di eccellenza dovranno essere impiegati due under, un 2001 e un 2002 e come si può notare la squadra al momento ha una rosa di giovani di grandi prospettive. Intanto questo martedì pomeriggio nella sala stampa del Senato la presidente Sonia Giordano presenterà ai media il nuovo e ambizioso progetto sportivo biancazzurro. Alla conferenza stampa parteciperanno anche gli altri dirigenti acragantini che spiegheranno ai giornalisti la scelta di aver affidato la carica di presidente dell'Acregas proprio all'imprenditrice Sonia Giordano. Non si escludono colpi di scena e ulteriori novità di rilievo.